Buongiorno a tutti, oggi escursione senza mia moglie e quindi faremo qualcosa di molto semplice perché come ben sapete lei è la parte organizzativa di tutte quante le uscite. Io potrei perdermi tranquillamente in centro a Udine, perciò ho deciso di fare un percorso molto semplice e ben segnalato. Andremo sul Monte Quarn e passando per Malga Quarn e tutto quello che dirò e farò prendetelo con le pinze. Sappiate che se mi seguite potreste tranquillamente diventare protagonisti di Chi l'ha visto. Adesso andiamo avanti e vediamo un pochino come il percorso. Il Monte Quarr è l'escursione primaverile perfetta per riprendere l'allenamento dopo il lungo inverno. Lasciamo quindi l'auto in località La Forchie e imbocchiamo subito il sentiero 815 direzione Malga Quarr. Dopo circa un'ora di cammino arriviamo a Malga Quarr, agriturismo Lo Scoiattolo. Oggi purtroppo chiuso, ma aperto da primavera a fine ottobre. Allora abbiamo superato Casera Quarn, abbiamo preso il sentiero che c'è proprio di fronte alla casera e da qua siamo arrivati in cresta. Adesso proseguiamo lungo questo sentiero per arrivare su in vetta al Monte Quarn. La giornata purtroppo non è limpidissima, però noi ci riteniamo fortunati perché visto il meteo di questa mattina è già tanto se siamo qua, quindi va benissimo così. Cima del Monte Quarr raggiunta e purtroppo oggi la giornata è nuvolosa e c'è parecchia foschia e non rende quanto dovrebbe, ma da quassù abbiamo una vista a 360 gradi veramente incredibile. E adesso continuiamo il percorso, è appunto un giro d'anello e arriviamo alla macchina. Allora, il rientro lo facciamo lungo una lunga e ripida discesa, però estremamente panoramica. Adesso vi mandiamo alla cartina tabacco, così vi spieghiamo esattamente il giro che abbiamo fatto. Quindi via la carta tabacco. Siccome ci tengo in modo particolare a mostrarvi questo percorso in tutta la sua bellezza, vi mando al canale di Vincent, vi lascio il link qua in descrizione. Lui ha fatto lo stesso percorso, ha fatto delle riprese veramente molto belle, così vi rendete conto di quanto valga la pena fare questo giro qua. E niente, vi mando adesso alla carta tabacco per spiegarvi appunto il percorso che noi abbiamo fatto. Eccoci qui alla carta tabacco e brevemente vi spieghiamo il giro che abbiamo fatto. Con la macchina ci dirigiamo verso Trasaghis per poi proseguire direzione a Vasinis. Prima di entrare in paese, sulla sinistra imbocchiamo la strada segnalata che ci porterà in località Forchia. Lì parcheggiamo la macchina. Prendiamo subito il sentiero 815 che ci porterà in circa un'ora a Malga Quarr. Da qui prendiamo questo sentiero che rapidamente ci porterà in cresta. Lo percorriamo fino a raggiungere il Monte Quarr. Il rientro da questo punto si fa lungo il sentiero 816, una lunga discesa che vi porterà fino alla strada. Da lì raggiungerete il punto dove avete lasciato la macchina.
Con questo il video termina, vi aspettiamo al prossimo, come sempre vi chiediamo di condividerlo, iscrivervi al canale se vi fa piacere, zaino in spalla e alla prossima, ciao a tutti e grazie!